Ciao a tutti ragazzi, bentornati allo Scrigno del Calcio e bentornati alla rubrica Che fine hanno fatto. Oggi parliamo di una squadra che è stata anche abbastanza celebre negli ultimi 10 anni e andremo a scoprire che cosa è successo prima e che cosa è successo dopo, e parliamo del Varese, città tra l'altro anche abbastanza importante del centro-nord e che ha vissuto stagioni alterne tra Serie A, Serie B, Serie C. Vedremo che fine ha fatto adesso. Prima di parlarvene vi ricordo di iscrivervi al canale, quindi se non l'avete ancora fatto lasciate l'iscrizione, lasciate un like, lasciate commenti in modo che anche l'algoritmo di YouTube ci aiuti a farci vedere da chi non ci conosce ancora, e passate anche parola se già che ci siete, così cresciamo ancora di più. Quindi mi raccomando, soprattutto iscrizione e like, non siate timidi, con assoluta determinazione fate l'iscrizione. Dunque, parliamo del Varese. Varese ha disputato 7 campionati di Serie A tra il 1965 e il 1975. Hanno militato nel Varese anche giocatori importanti negli anni 60, come anche prima, come Giovanni Trapattoni, come Ariedo Braida, poi storico dirigente del Milan, e 23 campionati di Serie B. Tra gli anni 80 e gli anni 90 ha subito un declino abbastanza pesante. Nella stagione 97-98 è salito dalla C2 alla C1 e nella stagione 99-2000 ha cullato per tanto tempo il sogno di un ritorno in Serie B, fino a disputare la semifinale di playoff persa contro il Cittadella. E vi ho parlato anche di quell'incredibile finale playoff della C1 del 2000 tra Brescello e Cittadella, quando abbiamo parlato nella stessa rubrica di che fine hanno fatto e che fine ha fatto il Brescello. Andatela a recuperare qualora non l'aveste ancora vista, tanto c'è la playlist sia nelle storie di squadre che nelle storie dei che fine hanno fatto. Nel 2004 il Varese fallisce, sembra un po' la fine del ritorno a grandi livelli della squadra biancorossa, ma nel 2010 arriva un'inaspettata ma meritata promozione in Serie B. Il Varese riparte dai dilettanti, riesce a tornare in Serie D, in Serie C2, arriva in C1 nel 2010, vince i playoff da sfavorito nella finale contro la Cremonese. Cremonese favoritissima, aveva speso tantissimi soldi in estate per tornare in Serie B, non riesce a centrare la promozione diretta, arriva ai playoff, vince la partita di andata e perde quella di ritorno 2-0. Mi ricordo il centrocampista Buzzegoli del Varese, era bravissimo a tirare i calci di punizione e anche i calci di rigore, e il Varese si ritrova in Serie B da matricola, disputa degli ottimi campionati, 5 campionati consecutivi in Serie B, in cui spiccano 2 partecipazioni ai playoff nel 2011 con l'eliminazione in semifinale per mano del Padova. Mi ricordo anche qui una partita incredibile, il Padova vince 1-0 la gara di andata. Nel ritorno allo stadio Ossola di Varese, tra l'altro con come si chiama la pista ciclabile, il velodromo accanto, intorno al campo, il Varese si porta sul 3-1 e poi ci sono dei gol fantastici di un giovanissimo Stefano El Shaarawy con la maglia del Padova. Lì El Shaarawy si fa notare, si fa conoscere in quella stagione lì, e si acquisisce poi il diritto a giocare con il Milan, che lo acquista per la stagione successiva. El Shaarawy porterà in finale il Padova. Sarà una mazzata tremenda per il Varese, che a un certo punto pensava davvero di aver raggiunto la finale, che peraltro poi il Padova perderà contro il Novara. La stagione successiva un Varese più cattivo, più convinto, anche più consapevole della propria forza, torna ai playoff e arriva in finale questa volta, ma ha la sfortuna di trovare di fronte a sé la Sampdoria, che era retrocessa abbastanza clamorosamente l'anno prima, Sampdoria di Iachini, che arriva un po' a fatica a disputare i playoff, ma ai playoff poi è un rullo compressore, e il Varese ha la seconda delusione in 2 anni, perde la finale per la Serie A, e qui si perdono tra virgolette le tracce del Varese, che retrocederà in Serie C, tra l'altro anche in una stagione in cui sarà capocannoniere del campionato Leonardo Pavoletti, attuale attaccante del Cagliari, che fece 22-23 gol.
e il Varese poi retrocede, fallisce nel 2015 e da lì è ricominciata un'altra volta una difficile risalita. Tra l'altro dal 2019 non c'è nessuna squadra che abbia effettivamente ereditato la storia del Varese Calcio. C'è una squadra che milita in Serie D oggi che si chiama Città di Varese, io vi invito ad andarla a seguire, come vi dico sempre, andate su Facebook, su Instagram, basta scrivere Città di Varese ed esce la squadra che gioca nello stadio Ossola, che ha la maglietta rossa e bianca. È l'erede sul campo del Varese, anche se non erede ufficiale della società. È probabile che se un giorno il Varese dovesse tornare almeno in Serie C verrà ereditato il titolo e anche i cimeri sportivi, diciamo così, del club. Oggi è in Serie D, diciamo che è stata una storia molto altalenante fin dagli anni 60-70, cicli importanti e grandi cadute, e vedremo che cosa sarà in grado di fare il Varese. Io ricordo di quegli anni bellissimi della Serie B, di quei 5 anni, un Varese-Torino 3-0 sotto la neve, con il Varese che giocava con la maglia bianca e i pantaloncini rossi. Insomma, credo che per i tifosi del Varese ricordare queste partite oggi faccia anche un po' male, però testimonia anche la capacità di una città e di un club che quando ha le potenzialità per emergere, ha anche il seguito di tifosi di una città che aspetta nuovamente di stabilizzarsi, quantomeno fare professionisti. Andatelo a cercare, Città di Varese, su Facebook, su Instagram, in modo da rimanere aggiornati su quello che il Varese, o la squadra più importante di Varese in questo momento, sta facendo in Serie D. E vi ricordo, come vi ho detto all'inizio, anche di seguire noi sia sul canale, quindi di iscrivervi al canale, e seguiteci anche sui social, il Popolo del Calcio anni 90 su Facebook e su Instagram, e il Popolo del Calcio, il sito, il blog, dove ci sono tante notizie, tante storie, approfondimenti sulle maglie, sul fantacalcio, sulla Serie A. Insomma, andateci e leggete tutto quello che c'è. E io torno domani, avanti tutta.